lavoro che è durato circa 3 anni e documenta non quello che è Vianelli che è stata, cioè il famoso ghetto di Padova, ma documenta più che altro i lavori di chiusura che ha attuato il Comune di Padova a partire dal 2005 e chiuse nel 2007, quindi i 2 anni e mezzo in cui l'amministrazione ha deciso di chiudere le 6 palazzine. L'operazione veniva così: loro iniziavano, chiudevano una palazzina ogni 6 mesi, poi nei 6 mesi successivi organizzavano la chiusura della palazzina successiva, per cui noi abbiamo seguito tutte e 6 gli sgomberi, tornando più o meno ogni tot di mesi in Vianelli, documentando di volta in volta le palazzine con la gente che ci abitava. Per cui ecco, un lavoro un po', come dire, particolare, perché per me era anche interessante non raccontare solo il quartiere di Vianelli, ma raccontare anche quello che è stato un po' un approccio, diciamo, istituzionale a un argomento così delicato, un tentativo di risolvere una questione così delicata in maniera, secondo me, unica nel panorama italiano. Insomma, in quel periodo e in altre situazioni come anche a Bologna, dove comunque c'erano giunte anche di centrosinistra, che non si è usata la forza e metodi un po' più sbrigativi e spicci, mentre qua l'operazione è stata fatta con un criterio migliore. Ecco, agli immigrati regolari che vivevano in Vianelli era stata trovata una casa popolare con dei contratti vincolati di 2 anni o 4 anni, a seconda che fossero dei singoli delle famiglie, e in più c'era una cooperativa che seguiva l'inserimento nelle nuove unità abitative degli immigrati. Quindi insomma, in qualche maniera un progetto fatto anche bene, infatti ha avuto, come dire, un buon riscontro sia nella città che poi nelle persone che sono state trasferite. Quindi, ecco, nel momento in cui a metà del lavoro è uscita la cosa del muro, che ha portato Vianelli a diventare un caso nazionale, noi abbiamo documentato anche quello e c'è un po' come spartiacque. Poi quando lo vado a presentare in giro tutti mi chiedono del muro, anche se in realtà per me è solo una complicazione marginale di tutta l'operazione. Anzi, è stato un po', a mio giudizio, una strumentalizzazione un po' mediatica. In un'epoca che ha bisogno spesso di simbolismi o di avvicinare delle cose che sono completamente diverse. In questo senso, ecco, il film anche va in quella direzione da un punto di vista stilistico, cerca di smontare tutta una serie di stereotipi che sono legati anche alla città e al quartiere di Vianelli e al tema dell'immigrazione, nel tentativo di, come dire, normalizzare qualcosa che è di straordinario, che almeno nell'opinione pubblica era straordinario, perché fa notizia quello che è straordinario, non quello che è ordinario. E infatti il lavoro non passerà in TV proprio per la necessità di rendere tutto molto intenso, molto, come dire, insomma, sulla notizia. E ci tengo a precisare che poi cioè non è Vianelli quella che vedete, ma è un punto di vista su Vianelli e quindi è parziale, non è assolutamente la verità univoca su Vianelli, anche perché comunque il documentario non sempre si avvicina alla realtà, che ne dicano. Insomma, ci sono registi che si avvicinano di più, altri meno, ma comunque è sempre un punto di vista. Questo è il mio punto di vista su Vianelli, che probabilmente si integra con tutta una serie di altri punti di vista che nel corso degli anni si sono stratificati sull'argomento.